Benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura. Come vedete noi abbiamo collegato con noi, ed è un grande onore, il vice governatore della Regione Veneto Gianluca Forcolin, e lo interroghiamo in questo periodo così molto complesso e molto difficile, penso anche per le sue competenze, vero vice governatore? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Sicuramente sì, perché quando si parla poi di crisi, di difficoltà, si parla anche inevitabilmente di finanze, di risorse e di bilancio. Quindi siamo nella partita e sulla partita assieme al governatore Zaia e a tutta la squadra. Perché soprattutto immagino che la sanità dreni molti soldi in questo momento. Assolutamente sì, la sanità ovviamente la fa da padrone, ma è normale che sia così. Però siccome stiamo lavorando già alla fase 2, quindi a quella della ripresa, è inevitabile che ci sia appunto una ripercussione assolutamente importante rispetto ai temi socio-economici. Ecco, proprio di questo volevamo parlare, perché come giunta la settimana scorsa voi avete adottato un provvedimento per la conferenza dei sindaci del litorale veneto. Ce ne vuol parlare cortesemente? Sì, è una intuizione che abbiamo avuto come agli amici sindaci del litorale, sono 10, ricordo 3 della provincia di Rovigo e 7 della provincia di Venezia. Oggi c'è un coordinamento presieduto dal sindaco di San Michele, quindi Pasqualino Codognotto, con il quale appunto c'è un fitto lavoro, perché di base c'è una criticità ma anche delle opportunità che tutta la costa veneta ha assieme, e quindi il parlare un'unica voce diventa efficace, efficiente ma anche produttivo per i rapporti con la regione stessa. E quindi noi abbiamo giuridicamente istituzionalizzato questa conferenza, che è legge regionale, e a loro diamo dei contributi proprio per poter mettere in moto un volano economico con progetti efficienti e che riguardino tutta la costa, appunto rispetto alle opportunità ma anche alle criticità che gli amici sindaci hanno nel litorale, tanto più in questo momento difficile dove la ripresa, soprattutto dal punto di vista turistico, ha bisogno di forti aiuti. Ecco, ha detto bene, perché il litorale veneto è una striscia di terra molto importante dal punto di vista turistico, perché è uno dei bacini di turismo balneare più importanti d'Italia, probabilmente d'Europa, e quindi tra i più importanti al mondo. E poi dopo, peraltro, su quel territorio insiste anche un'agricoltura significativa, soprattutto orticola, orticoltura. Ecco, allora che cosa possono fare questi sindaci con le risorse che avete messo a disposizione? Possono creare delle opportunità, ma soprattutto dei progetti che abbiano valenza, come si diceva, non solo relativa al litorale, quindi alla spiaggia, anche se alla spiaggia oggi sarà dato ovviamente un contributo importante, perché è ovvio che stiamo parlando di oltre 30 milioni di visitatori, di turisti, di ospiti che ogni anno arrivano, e quindi se arrivano gli ospiti poi si ha anche la possibilità di concretizzare attraverso dei progetti verso l'entroterra, di concretizzare anche questo tipo di filiera e opportunità, come tu dicevi giustamente, che è la filiera del chilometro zero, del consumo verso l'enogastronomia, verso le nostre cantine, verso i prodotti tipici, verso quei percorsi che abbiamo creato appunto tra litorale ed entroterra e che diventano fondamentali attraverso chi? Attraverso gli operatori, le aziende agricole, ma anche attraverso per esempio le Proloco, attraverso le nostre associazioni, che diventano un fulcro importante nella comunicazione e nella promozione dell'intero comprensorio, che appunto non è solo quello del litorale ma anche dell'entroterra. Oggi a maggior ragione abbiamo bisogno di aumentare questo tipo di filiera per far sì che ci sia una ripresa omogenea nei nostri territori. Grazie allora a Gianluca Forcolin, vice governatore della Regione Veneto. Continuiamo a parlare allora della conferenza dei sindaci del litorale veneto, di cui peraltro è sindaco Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele al Tagliamento, che ovviamente come competenza di territorio ha Bibione. Pensate voi quanto importante è questo territorio, e anche perché poi è una zona agricola significativa sia per un'agricoltura tradizionale che in particolare per il vino, grandi vini in quel territorio. Allora sindaco, noi ci troviamo in una situazione di emergenza e voi più di altri pagate questa incredibile realtà. Sì, intanto grazie a tutti, grazie per questa intervista e un saluto ai telespettatori. Sì, ci troviamo in una situazione veramente di emergenziale, ma anche di prospettiva con grande difficoltà. Perché? Perché l'industria turistica balneare, a differenza di qualsiasi altra industria,
proprio per la promiscuità, per la logistica, eccetera, è difficile da governare anche nella fase 2 o nella fase 3 di quella che adesso stanno discutendo. Basti pensare a come recarsi in spiaggia, a come gestire un albergo, a come regolare gli accessi in una piscina, insomma è un mondo complicato, che però è una sfida che dobbiamo assolutamente accettare, e ci stiamo preparando proprio in questo periodo. Peraltro siamo relativamente fortunati perché ci siamo costituiti in un'associazione che comprende tutte le spiagge del Veneto, regolata e normata da una legge regionale, quindi anche il dottor Forcolì, insomma, lo ringrazio perché ha avuto una grande parte in questo ragionamento. Voglio ricordare che la legge che ci ha istituito peraltro è passata all'unanimità in Consiglio regionale, quindi una forza e un'unità di intenti che adesso deve esprimersi al massimo in una emergenza che è conclamata e che non avrà tempi brevi, purtroppo. Allora, come abbiamo detto prima, c'è questo piccolo provvedimento che la Regione ha appena deliberato, ma probabilmente bisognerà fare molto di più. Ecco, voi, tanto per dire, solo San Michele al Tagliamento fa 30 milioni di presenze, e quindi... Costa Veneta fa 30 sì, tutta la Costa Veneta fa 30 milioni di presenze, esclusa Venezia, quindi abbiamo un impatto importantissimo sia dal punto di vista antropico ma soprattutto economico. Ecco, due cose che secondo voi andrebbero fatte subito. Allora, la prima è pensare a un sistema di aiuto alle imprese che non sia un accesso al credito che di fatto diventa debito. Quindi le imprese sono senza liquidità e quindi c'è bisogno di un fondo perduto per le imprese. Due, ragionare da subito, ma lo stiamo già facendo, la Regione Veneto su questo è anche avanti rispetto alle altre regioni, istituire un protocollo sanitario che è assolutamente necessario per poter capire cosa fare, come fare per la tutela dei lavoratori, ma per la tutela anche dei nostri ospiti, per la responsabilità che deve essere tolta al gestore nel caso che emerga una positività, no? Pensate solo se in un albergo poi un caso diventa positivo e che questo magari ne dia responsabilità al gestore dell'albergo. Ecco, due questioni importantissime che devono essere valutate immediatamente da chi ha potere di farlo, perché noi qui dalla trincea possiamo solo stimolare, possiamo solo dire quelle cose concrete che ci servono. Per quanto riguarda l'aiuto che la Regione Veneto dà alla costa, è un aiuto sì piccolo ma importante, che ha il senso comunque di andare in un'unica direzione, peraltro in un momento di estrema difficoltà, e quindi dovremo dimostrare tutta la nostra, come dicevo prima, unità di intenti. Quindi siamo fortunati ad mettere in relazione le varie realtà in un contesto emergenziale come questo. Io dico, abbiamo lavorato tanto, spesso in silenzio, ma adesso dobbiamo mettere a frutto tutta questa esperienza. Grazie allora a Pasqualino Codognotto. Certamente io sono sicuro che il tema turismo non verrà dimenticato, e soprattutto anche perché la pressione che tutto il territorio, che tutta la regione fa su chi deve decidere è molto forte. Peraltro lì in quel territorio, l'abbiamo detto, il connubio agricoltura e turismo è fortissimo. Allora grazie a Pasqualino Codognotto, e qui terminano le pillole di Veneto Agricoltura. Arrivederci alla prossima puntata.